facendo le prove. Ho provato. Indigeno, l'hai visto? Ma Sì. c'è anche della roba figa. Ho provato, ci entri ancora un po' in camera. Gentile pubblico, buongiorno. Siamo ritornati in quel di... Adesso ti spiego anche tutta la storia per chi non è del canale. Praticamente sono stati persi dei video 2 anni fa di una vacanza stupenda a Porto Pirone, Matera, Alberobello. E allora noi quest'anno abbiamo deciso di rifarla tale e quale, non per i video ovviamente, ma perché veramente è stata una cosa fantastica e ci è piaciuta davanti. La prima tappa, a me piace rovinarti tutte le sorprese, perché sennò è banalità, no? La prima tappa è Porto Pirone e ti porterò a sperimentare in prima persona, cioè più o meno, proviamo a fare una roba un po' così, il campeggio di Porto Pirone, che è il Porto Pirone Camping. Ti dirò che fuori stagione noi arriviamo sempre il 1° settembre. Quant'è che paghiamo vale quest'anno? Che è aumentato 25 euro in 3. Sì. Ok, 3 persone col camper 25 euro. Senza la corrente, perché ho letto che salta di continuo e costa 4 euro, quindi la corrente eviterei. E qua c'è il cancello bianco. Questo? Fermo mi pare di sì. No. No. Beh, è una cosa così, amore, va tranquillo. Qua. Eccolo qua, dove c'è l'elefante blu. Sì, qua. L'elefante blu appeso. Che bello l'elefante blu, Ale. Guarda che bello quel filo spinato, sai che hanno paura Così che... i turisti non possono scappare. Mamma che bello. Prendi larga, bielo, gira. Shakerati un po'. Ma quale entrata? Così devo pinzarmi i rami? Ah, tazzi col camper. Guarda che è Porto Pirone Camping. Scatta rozzato di... Ah sì? Sì. Ma i coglioni lo mettono. Buon, ragazzo, ci vediamo alla prossima, ci vediamo. Favorire i documenti. Non so se gli spiegheremo tanto. Ah beh sì, portati via il talco perché è pieno di formiche. Ah, guarda che ti insegniamo una cosa. È bruttissimo dire insegniamo, però se è verità, cioè, qualcuno l'ha insegnato a noi e noi lo insegniamo a chi non lo sa, no? Ok? Allora, adesso è la prima volta che lo facciamo, adesso non so se l'abbiamo messo bene. In ogni caso, le formiche se ti entrano in camper, tra parentesi qui è pieno di formiche, se non l'ho già detto, ti salgono per le ruote, perché il camper cosa appoggia? Con le ruote, a meno che non hai i piedini, ok? E il borotalco, effettivamente, le allontano, o meglio vedo che loro ci camminano sopra tranquillamente, però non continuano. Da quando abbiamo messo il borotalco, tra parentesi è passata mezz'ora, effettivamente nessuna formica è salita, quindi funziona, è una cosa economica, non particolarmente nociva e funziona. Se vuoi puoi metterlo anche nel pisello, ma quello è un altro discorso, ok? No, allora non so se ti racconteremo tutto quanto, faremo invece tante videoclip, quello sì, le farò molto volentieri con la Sony per farti vedere un po' tutti i posti. La privacy magari ce la teniamo in Sì, certe sì. cose. Sì, no, perché sì, okay. Non ho tanta voglia di far video, però clippette, dai, via. No, contemporaneamente, no? Tutorial. Sì, no, perché a me ha colpito perché non la sapevo. Adesso ti spiega cosa queste famose maschere della Decathlon. Decathlon, che le metti su così, ti prendono tutta la faccia. Tu la metti su. Mi pare qui che va di moda là, qui a di Ferragni che così a maschera di Iron Man. Sto respirando in questo momento, Avuto il rame? No, sto respirando in questo momento perché questo è il boccaglio. Tu quando vai sotto, il boccaglio si chiude in automatico, ok, ti dà qualche altro secondo di ossigeno. E questo è quindi quello tu che io puoi non stare sapevo. sotto un bel po', un bel po', nel senso un paio di... Però pensavo fosse più corto, comunque insomma dai. No. Tanta roba. Dopo la proviamo, ma... Quanto viene, Cesco? Mi pare sui 30 euro. 30 euro? Ok, sì, beh, come poco più come una maschera normale. Sì. Sai, non è che costa tanto meno. E poi qua il boccaglio che lo chiudo. Quelli che via, ok. Ah, ecco qua. Ok, quindi diciamo, oltre a poter andare sotto, hai un extra di tot secondi. Sì, perché ti hai un po' di ossigeno che ti rimane dentro. Figata. Tanta roba. Bello. Dopo la proviamo. Snorkeling a pieno. Signor Pampino, lei è felice di essere tornato a Porto Pirone? Ci esprima un suo giudizio, una sua personale interpretazione sul luogo. Il mare è una piscina. Che bello. Ok, anche la fidanzata ha detto il mio personale giudizio, ok, va bene. Figo tutto quanto.
Purtroppo per i miei gusti c'è un po' troppo vento per bagnarmi. Vabbè, Ma te ti bagni lo stesso. appena finito il temporale, cioè, voglio dire. E vorrei sbagliarmi, nel senso che la passeggiata per il nostro aperitivo delle 18-19 ho visto delle reti arancione da cantiere. Scavalchiamo? Spero sia praticabile. Le scavalchiamo? Perché io l'aperitivo, il mio prosecco me lo voglio bere. Ci arriviamo col canotto come... Come i sì, profughi. esatto. Allora, gentili amici telespettatori, so che può non interessare a nessuno, però, o a pochi, però per me è una cosa molto importante. Questo unboxing che Giacomo così di nascosto ha già iniziato a fare. Vabbè, sono troppo curioso, te Sei mi troppo fai curioso? aspettare 20 anni. Ho capito. È il regalo di compleanno che mi ha fatto Francesco e Marco, ok? Sono passati tipo 2 mesi e io ho voluto aspettare per aprirlo, ma non tanto per aprirlo, per usarlo qui in Puglia. Quindi, oltre alla massima riconoscenza ovviamente nei confronti dei miei amici che mi conoscono, sanno che io amache e canotti sono 2 fisse che mi porto da sempre, ok? E il fatto che mi hanno regalato il canotto, cioè qua il regalo più azzeccato. Per il canotto inaugurato si fa come le navi, si vara lanciandogli la bottiglia? Va bene, versi un'altra birra? Aspetta, ti porto un attimo come a vedere una cosa. Allora ti anticipo, guarda, questo è il camper, lo vedi? Ok, guarda, la distanza dal mare è tipo 8 metri circa. No, aspetta, prima che invecchi, no, volevo ricordarmi il culetto dell'Alessia quando era giovane, che era proprio... Invecchi tu, proprio, no io. no, tutto... Ma Fritz, che sono queste robe? Aspetta che ti segno anche, stai facendo un video? Ecco lo sfruttamento minorile, cioè oltre a aprirgli il regalo di compleanno, anche glielo devono No, comporre. calma, gli diamo da mangiare. Cioè, non è che così per niente a gratis. C'è da mangiare e anche da bere a volte. Che Cioè, problema hai, Giacomo? Ha un problema con i 20.000 buchi e gli adattatori. Ciao, ciao. Ma dai Fritz, come cavolo si Venuto. fa? Ah, ecco, se non ti ho fatto vedere le piazzole, siamo in questo spazio sterrato che io ho insistentemente, praticamente ho rotto tantissimo le palle a quelli del campeggio perché volevo ritornare qui, nel posto dove ero già stato, e dove sei un po' all'ombra dei ulivi e questi alberi che si chiamano Finto Pepe. In ogni caso, sì, esatto, tu sei curioso di vedere la famosa spiaggia di Porto Pirrone, monta in pro e non rompere il coglione. Tac, eccoti qua. Amici, non voglio dirvelo in faccia, voglio fare come la gente su Facebook, no? Che scrive tipo quando è la festa del papà, della mamma, auguri papà su Facebook, no? Mettendo il post pubblico e dopo so parenti commenti e dice oh stupido, Dio canso quale persona, dimmi a me, no? E io uguale, ringrazio i miei amici in video, invece guarda, io là i miei amici, vedi tu, invece di ringraziarli in persona li ringrazio in video. No, io ti voglio rovinare tutte le puntate, quella torre che tu vedi là in fondo è dove andremo a fare l'aperitivo, quindi proprio zero, sì, no, veramente. Sì, siccome appunto non è il mio lavoro farlo youtuber, voglio rovinarti tutto il video, ok? Quindi ti dico già tutto, ora, quella è dove andremo a fare l'aperitivo e guarda che acqua, guarda che misteri. Mamma mia, guarda. Dimmi gioia mia bella, mia felicità, mio culetto sodo e morbidoso. Voglio farti vedere anche come si vede la spiaggia di Porto Pirrone senza il sole, perché oggi è una giornata di nuvolo, il sole inizia da domani. Allora, visto che è appunto la giornata dedicata al nuvolo, andiamo via in canotto. Come sempre, ok, non c'è molto spazio, vabbè, ma è normale. Noi ci mettevamo, guarda, nello scoglio tutto a destra, adesso non posso indicare. Dai, buttati dentro, Pampino! Butto dentro. Bravo, senza pestare i remi, se no buchi il canotto e via. Aspetta Giacomo, esatto, ecco che il pubblico vuole vedere invece Porto Pirrone con il sole. Buongiorno Italia, questa è la mia spiaggia preferita e ringrazio quella volta i tu di quando avevo la pagina Facebook, il gruppo Facebook, avevo fatto un sondaggio, avevo detto ragazzi pugliesi, qual è la vostra spiaggia più bella di tutta la Puglia? Ovviamente ognuno ha detto la sua, però la maggior parte ha detto Porto Pirrone e noi abbiamo seguito il consiglio. Come facciamo Ale? Veramente non ho provato e sto andando verso il bambino. Siamo degli stupidi. No, Siamo degli stupidi. no, tua sorella! Con i remi. No, ma i rami, no, che prima stavo uccidendo scogli! un bambino, stavo uccidendo, povero bambino. La capisci? mamma sarà male. Sembri uno stupido. Ok, e tu fai l'altra? No, Volevo andare di là, volevo provare. volevo un attimo. O anche di qua era bello, guarda che bello. Siamo qui come degli stupidi che andiamo a vuoto, siamo ancora Non è che stiamo andando a vuoto, stiamo imparando come quando vai. Fortuna che dovevamo andare chissà dove, dovevamo andare a vedere le spiagge, ma se iniziamo così, dove cazzo andiamo? Non si dicono le parolacce. Non ce la faccio con te, pezzicolini, vai un po' più avanti. Cosa gli avete regalato?
Senti, si va all'indietro. Vabbè. Sembriamo degli Caso al stupidi. tracciatore GPS, ci trovate? No, guarda che ho già imparato, guarda. Sì, abbiamo imparato e vediamo il panorama. Ok. Ah, aiuto, aiuto, aiuto. Ecco qui, ecco qui. Sì, perché qua sotto sono tutti i granchi, qua sotto io mi ricordo. Guarda che bella la torre, Giacomo. La torre. E lì c'è la torre. Non so se Guarda che bel celeste. Aspetta la signora, aspetta. Scusi che sto imparando. Ma sono pericoloso io. Tanti punti la prendiamo. è Se vale tanti punti la stupidino. prendiamo, Lui è stupidino. È la mia prima volta. Fa lo stupidino, però manca ci la siamo già bici stati, però senza il canotto. Ah, fa lo stupidino. Io Ok. tra un po' mi butto. Quella, gentile pubblico, è la spiazzetta, vabbè dopo te la faccio vedere meglio, la spiazzetta strafiga del campeggio. Vedi dalle scale ci arrivi, ok, il nostro camper, vabbè non lo vedi, è dietro qua quei rami là. E adesso abbiamo il Francesco e la Marilena che ci raggiungono con la mia musicassetta gonfiabile. Aspetta che provo a dirlo meglio, con la mia musicassetta gonfiabile. Magica, trippi, vestita di raso. Porto Pirone, come puoi vedere, zero alghe, c'è una sabbia con dei granelli tipo un po' fini, ok, ti sto descrivendo perché magari ognuno ha i suoi gusti, magari uno preferisce avere i peozzi che sarebbero le cozze sotto, invece no, non c'è niente, ok, una sorta di piscina, vedi, e fino a quando arrivi lì in fondo, guarda lì in fondo, aspetta, vieni con me, ascolta una roba, guarda. Vedi lì in fondo che è chiara, lì ci arrivi praticamente a altezza a spalle, cioè tu puoi andare avanti per 1 chilometro camminando, è bellissimo. Oh, cosa ci fai te qua immigrato? Va via. Cosa vuoi? Cosa vuoi te? C'è pieno di pesci scoglio È giganti. pieno di... Cos'è il pesce scoglio? Il pesce scoglio? Oh, cioè, sì, scusi signora, stiamo ancora imparando a guidare. Vabbè. Ilo, wella, lelo, ila. Ilo, wello, lella, lelo, ila. Tanta roba. Cesco! Ecco Cesco in versione marinara. Sì. Cioè lei stesso con un remo in man praticamente. Preferirei una pizza marinara, ma comunque. Ah beh, insomma, dai. Allora, aspetta perché ci siamo allontanati un po'. Allora, secondo i miei calcoli, lì dovrebbe esserci l'Africa. Volevo fare il tutorial su come immergersi, ok? Praticamente entri un po' in acqua, ti concentri, ok? E dopo che brucia un po' gli occhi. Ah, ti credo, io ho la maschera. Ilo, quella, lelo, illa. Vedi che ho fatto bene a portare... Ah, ecco, sì, gentile pubblico, non preoccuparti, oggi è l'ultimo giorno di nuvolo, da domani è sole a nastro. E comunque stavo dicendo, vedi che ho fatto bene a portare il pompino, no? Perché lui il pompino fa tante cose, gonfia i gommoni, rema, cioè fa... Malvagio, rema anche te, pensavo stessi remando. Grazie infinite Marco, Francesco e Marilena, veramente dal cuore, ma vabbè già vi ho rotto le palle durante tutta la vacanza ripetendovi all'infinito che non avete idea di grazie al regalo mi avete fatto, sì, perché prendevo proprio sta fissa di canotte. No, parlavo prima che dopo sembra che esagero, in realtà è vero, cioè per me un canotto, una barca tipo da 40, 50, 100 mila euro è la stessa roba, cioè io quel canotto per me è la stessa roba, sono contento uguale. Ragazzo, riassumendoti il discorso, no? Che voglio fartelo vedere meglio, te l'avevo detto prima ma un po' velocemente come è mia usanza fare. Guarda, questa è la spiaggia del campeggio, vieni su qua, scale, segui il Francesco Peluche che ti fa il tutorial su come entrare in campeggio, fai le scale e sei dentro questo campeggio. Per quanto mi piaccia la figa, faccio sempre le mie conquiste omosessuali, ma a parte questo volevo dirti che a 1 chilometro circa dal campeggio c'è un altro alimentari più fornito e a 2 chilometri circa una rosticceria del luogo con dei fantastici panzerotti
pizze, olive ascolane, mozzarella, eccetera eccetera, e una pescheria che adesso andiamo a vedere se fa anche fritture, eccetera eccetera. Sì, non siete imbriaco? No, non sono imbriaco, dai, sta buono un attimo, ho bevuto birra. Sono in relax, proprio sì, sono in relax, non sono imbriaco. Ecco, appunto, siccome oggi era l'unica e ultima giornata di nulla, ho detto vai ragazzi, io vado a farmi un giro in bici, vedo un po' la zona e mi segno poi i posticini dove andare a mangiare. Sì, è un materassino fantastico. Vedi, i whip, i varanca e i yacht. Scingono con sul materassino là, ti te mi dici, guarda che anche i VIP e la ciccia, sì, ma come dice Rocco Siffredi, i VIP e la ciccia perché gli sky. E io però, Ale, per far tornare il discorso che aveva fatto Rocco Siffredi quella volta, Stavo dormendo, scusa. devo fare i soldi con la ciccia, vabbè, che penso su un attimo mi organizzo, ci riaggiorniamo. Rapumpite, addio amore, c'eravamo tanto amati, tra parentesi, che era una vecchia trasmissione degli anni 80. Te l'anticipo che poi non vorrei incasinarmi. Allora, uscendo, percorrendo la strada, cioè guardando il mare andando a destra, ok, ci sono un sacco di pescherie, friggitorie, piadinerie, cioè il disastro, ok, e tutta roba anche da sport. E mentre dalla parte sinistra, questo te lo consiglio in bicicletta perché è un po' lungo, avrai tutti i locali in riva al mare, molto bello anche quello. Ho permesso allo schiavo di farsi un bagno. La tua eleganza. Che bello, prova Gioia, è una piscina, prova dai, vieni giù, così ti abbronzi di più. Ok, forse è meglio che torno indietro. Censuriamo la parte dell'Alessia che per salire nel materassino ha lasciato giù il costume. Io però mi sono divertito tantissimo. Sostanzialmente, aspetta che mi muovo che Marilena ha buttato sul caffè. Come puoi vedere, quello che io chiamo Porto Pirone, che in realtà si chiama Leporano, è una specie di passaggio su strada, però vanta delle migliori spiagge della Puglia. Questi sono, non so se li vedi che sono in controluce, non capisco, i cani selvatici che 2 anni fa ci hanno corso dietro, ma poretti. No, non fa nulla di male. Ciao Fufetto! Fufi! Ciao Fufi! Niente, sono là nelle sue. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Effettivamente su una cosa sì devo dar ragione alle recensioni. Allora, per entrare nelle docce effettivamente ci vuole molto coraggio, quello sì è vero. I bagni, cioè, non hanno la carta igienica, cioè non esiste proprio, non hanno lo scopettone e se vai poi a lavarti le mani non c'è il sapone e non c'è neanche niente su cui asciugarti le mani. Questo sì, ovviamente non essendo di parte, devo giustamente dirlo in modo tale che se uno viene insomma è preparato anche a questa cosa. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. The one may change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are.
So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. You won't change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. You won't change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. E Scingano le vertigini? No, non capiscono. Credo fosse stato un discorso di problemi di schiena, non ho più le vertigini. Da quando ho cambiato la scrivania del camper, che l'ho abbassata, sparite le vertigini. Allora, gentile pubblico, dopo te la faccio vedere meglio perché adesso sei in controluce. No, non posso neanche farti capire la differenza della torre che è stata restaurata. È bellissimo, lì c'eravamo entrati e vederla adesso rimessa a nuovo è strano, fa strano comunque. Sì, è vero, aveva tutte le fessure dei mattoni. Non so com'è, cos'è che aveva? Aveva tutte le fessure dei mattoni, aveva tutti i mattoni che si toglievano appena li toccavi. Che figata. E adesso? E adesso? Qui perdo l'entusiasmo perché erano cose già viste. Queste sono le fondamenta di un'antica villa romana. Lì eravamo andati a farci anche un aperitivo anche lì, ma mi pare che è stato ristrutturato anche quello. Ora, gentile pubblico, Francesco, che è l'uomo dei tutorial, ti farà l'ennesimo tutorial. In questo caso un tutorial anche parecchio particolare, no, seriamente. Allora, cosa succede? Lui aveva una bottiglia di prosecco, ok, che è stata ferma per 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, ok. E allora la domanda che sorge spontanea è: ma dopo 3 anni e mezzo un prosecco è ancora buono? O il Sada Tap. Lo scopriremo in diretta. Ha fatto il lockdown anche la bottiglia? Non sa da tappo. Il tappo non sa da tappo, è un tappo di merda, se non sa, cioè, come dire, la carota non sa da carota. Qualcuno lo aiuti? No, prima te a fare il tutorial. Non so. Ok, concentrati, si racconta. È rimasto buono. Quindi ha anche la frizzantezza? Sì. Quindi non cambia un cazzo? Questo gli era buono. Ecco. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Le puntine del mondo, tutorial sulle cose scientificamente complesse. No, Ma guarda che ti ho versati. è di chi ho questo? È uno in più perché. però si sa mai ogni tanto. La salute! Sì, alla salute! Cioè, parli già come i vecchi che si augurano la salute. Qui c'è un'altra villa romana che però l'hanno appena scoperta perché una volta non c'era, almeno da quel che mi ricordo io, tra parentesi, ok. In ogni caso questo una volta era un parco archeologico che poi è stato abbandonato. Adesso vediamo se esiste ancora con le insegne dell'epoca, la cassa e tutto, ti portiamo a vederla. Altrimenti no, se non l'è, solo tu vedi. Cioè. Ragazzi, no, ma anche questa non c'era, cioè stanno dissotterrando tutte le ville romane. Anche questa non c'era, è nuova.
Eh sì, e là stanno combinando qualcos'altro anche lì. Difatti ho detto, confermi che non c'era questa? C'era una sola villa, adesso ce ne sono 3. Come vedi là in fondo con le sterpaglie. Wow. Guarda che c'è una data. Non vedo, non le piace. Sì, ma non si capisce niente. Guarda. Sì, vedo, ma non capisco cosa sarà il prosecco. È un 15. Occhio Fritz, sta uscendo un coccodrillo da lì. Tua sorella. Vai avanti con la torta. Sì. Ma ridendo e scherzando, ma all'inizio non me ne fregava niente delle torce, low light, true night, eccetera. Però porca miseria quanto sono utili alla fine. Canda il porco. Ah, che poi, ricordati, non so se l'ho detto, io dico Porto Pirone, ma è Leporano. La città è Leporano. Dai, vieni in Cambogia, dai, vieni tu. Informazione faunistica, le piante 1000 piedi No, non è un 1000, va bene, un bis. No, sì, è un 1000 piedi. Guarda, adesso non li ho contati tutti, però è un 1000 piedi. Il locale preferito. Tanta roba, tanta roba. Devo anche raccontare una cosa, vedi? Questo qui si chiama e anche oggi non si tromba, che sarebbe la cipolla africana. Step successivo, prendere già il pesce per domani. You know it's true. Everything